buon pomeriggio a tutti. E questa è una live per parlare con me, chiedere informazioni ma non consulti. Salve su lei, ciao. Allora, se volete chiedermi informazioni in merito negatività, malocchi, per un ritorno, buon pomeriggio Raffaella, salve, ma non chiedetemi consulenza in questa diretta, è solo per buon pomeriggio Laura, Laura. Quindi chi vuole parlare con me, buon pomeriggio Laura, chi vuole parlare con me può tranquillamente chiamarmi, ma non per un consulto. Raccontatemi di voi. Pronto? Buonasera. Buonasera, io la chiamo perché volevo dirle che tempo fa avevo chiamato per un consulto, le volevo dire che ha avuto più che ragione di nuovo. Grazie. E io la ringrazio tantissimo, lei è bravissimo. Grazie, tanta gente mo pensa che sei mia sorella. No, non sono sua sorella, io avevo chiamato perché avevo in una giornata 2 esami. Auguroni. E lei mi ha detto no, il successo è pieno. Grazie. È stato vero. Grazie. La ringrazio veramente tanto. Sei stata unica a dire da lasciare la tua testimonianza. Grazie di cuore. Ma è giusto, perché quando la cosa è così bisogna dirlo. Ma io sto qui, come vedi, per dare buoni consigli. Poi non faccio sempre le stesse cose, come vedi. L'altra volta ho fatto la reggenza, oggi mi occupo solo di dare spiegazioni in merito negatività, malocchi, ritorni d'amore, queste cose qua. Quindi ti ho visto, ho sentito, però io ho chiamato perché proprio volevo dire questo. Grazie, gentilissimo. È veramente bravo. Grazie a te. Presto, maestro, le auguro un buon lavoro e una buona serata. Grazie di cuore e ti auguro una santa giornata per domani. Buona Grazie, domenica. maestro, Ciao. arrivederci. Arrivederci. Allora, non consulti, è inutile che scrivete le date, questa non è una live per passatempo, è una live di cultura e di una tale importanza, quindi chi ha dei seri problemi da parlarne con me, mi chiami, mi racconti i problemi, io le do qualche consiglio, cosa si può fare, cosa non si può fare, come ti devi comportare, chiamami, raccontami la tua storia. Oggi è così, io non sono sempre la stessa persona. Allora, io ho un periodo molto negativo e chiamami, raccontami e ti do consigli, Lauretta. Ok? Il numero è sempre quello, lo potete prendere su Instagram, il maestro Cleo. Andate su Instagram, scrivete il maestro Cleo, lì trovate il mio numero di telefono. Onde evitare che mi metto qua a dire sempre il mio numero, diventa poi... Allora, Selli, maestro, consigli per quando perdere tutti i lavori, per quando perderemo tutti i lavori? Non ho capito, maestro, consigli per quando perderemo tutti i lavori? Vabbè, questo per quanto riguarda i lavori siamo in un'epoca voluta da noi, bene ci sta, e deve ancora succedere il peggio. Questo non è niente, miei cari amici, perché l'italiano è un povero qua, sa solo dire sì padrone, sì padrone, sì padrone, sì padrone. Ha aumentato la benzina a 2,20 euro, sì padrone, va bene così. Ha aumentato la corrente all'impazzato, sì padrone, va bene così. Vi accontentate, ci accontentiamo tutti, siamo un povero popolo di pecoroni. Pronto? Pronto? Agganciato. Va bene anche così. Pronto? Buon pomeriggio, chiamo da Modena. Buon pomeriggio. Posso fare la domanda gentilmente? Allora, mi puoi raccontare di te e ti do consigli, non è per consulti oggi.
Ok, perfetto. Io sto vivendo una situazione che vorrei la mia ex ragazza. Vedi, da quanto tempo siete? Fammi capire Ci un siamo po'. lasciati da un anno. Vi siete lasciate da un anno, motivi? Sì. Allora, motivi perché hanno litigato le famiglie, i miei genitori non volevano che io sposassi questa ragazza perché non la vedevano adatta a me. Questa ragazza mi volta le spalle, mi dice che non prova più niente, però io sono innamorato perso e non so come fare. Si sono messo i genitori di mezzo. Sì, purtroppo sì. E dimmi una cosa, da quanto tempo hai detto che questa donna è andata via da te? È quasi un anno, al 16 di agosto fa un anno. Mamma mia, hai fatto passare un anno. Sì. Ma nel frattempo questa si è messa con qualcuno? Che è successo? No, assolutamente, non sta insieme a nessuno. Non si è messo con nessuno? No. Tu hai fatto qualcosa per sorprenderla, mandargli che ne so? Sì, ma mi ha voltato sempre le spalle e mi ha detto che no, niente, che per lei è una storia chiusa. È perché praticamente ti ha visto uno che fa comandare i suoi familiari. Quando poi i familiari danno consigli buoni, non male. Lo so, però io ero innamorato perso. Andavo contro anche la mia famiglia pur di stare con lei. E in questo frangente di tempo ti sei rivolto a qualcuno, parlami chiaro però, sincero, ti sei rivolto a qualcuno nel mondo esoterico per fare qualcosa? Sì. Lo so, perciò dicevo, parlami chiaro, dimmi la verità. Salve Alessia, buon pomeriggio. Quindi ti sei rivolto a qualcuno? Sì. E non... allora, stammi bene a sentire. Io dico sempre, quando... Chi altro è questo? Angela dice, state rovinati a chiedere queste cose a questa persona, chiede aiuto solo a Dio. Una fanatica della religione, scusami amico mio, Angela, tu che sei una fanatica della religione, cortesemente o ti stai zitta o te ne vai a quel paese, perché qua i fanatici della religione io proprio non l'accetto. Sono cattolico, credo in Dio, quindi però i fanatici religiosi mi fanno paura perché creano solo scombino, guerra e via via. Chiaro? Quindi cortesemente metti Dio da parte, stiamo parlando tutto di altre cose, ok? Quindi statene da parte tu e la tua religione a modo tuo. Qua siamo cattolici e religiosi, i veri però, non quei fanatici come te. Quindi cortesemente mettiti da parte, io non ti blocco nemmeno perché sono una persona seria e sono una persona molto acculturata, perciò stai facendo tu una gran figuraccia perché sei una fanatica della religione e il fanaticismo io lo odio, ok? Scusami amico mio. Tranquillo. Poi se ci tieni tanto a saperlo, i preti sono miei clienti, alcuni preti vengono da me, ok? Fanatica che non sei altra. Allora, amico mio, stammi bene a sentire. Come posso fare? Sì. Quando succedono queste cose, credimi, io dico sempre, buon pomeriggio Patti, sei arrivato a me troppo tardi, dopo un anno, se tu capitavi da me dopo 2 o 3 mesi, io ti dicevo faccio qualcosa per fartela tornare, farò qualcosa per darti un aiuto, ma siccome è passato del tempo, è passato un anno, io non me la sento di dirti ti posso aiutare, si può solo tentare, ma non ti posso dare nessuna sicurezza, nessuna garanzia perché hai fatto passare un anno e proprio non me la sento di fregarti denaro perché sono una persona seria. Ok. Capito? Sì. Che vogliamo tentare, tentiamo pure. Ok. Ma attenzione, non ti posso garantire niente perché hai fatto passare un anno, certamente non per colpa tua, nemmeno per colpa mia.
Ok? Sì. Va bene. Ti abbraccio. Grazie. Allora, Mico dice, ma ancora esiste gente che crede a sta gente? E io ti rispondo, ancora esistono persone che vanno in chiesa a pregare? È la stessissima cosa. Ti pare? Occulto è la magia, occulta è la religione. Quindi ti ho risposto anche a te. Il credere non è un obbligo, non dobbiamo per forza credere a una sola cosa. Ognuno crede a quel che vuole. Tu hai scritto questo commento, ti ho risposto, non ti blocco nemmeno perché ripeto, sono una persona seria. Ok? Nica. Pronto? Pronto, sì, sono Lauretta. Ciao Ti ho Lauretta. scritto prima. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te. Io volevo sapere, è un periodo veramente negativo in tutto. Ok, che è successo? Da quanto tempo ti va tutto male? Ti posso dare qualche consiglio? Calcoli che è tanto, dopo la morte di mio marito è proprio tutto negativo, non lo so, sono 20 anni, sì. Poi adesso proprio è il periodo negativo proprio, giusto. Ecco, però tu con la morte Il lavoro no, però. Il lavoro devo dire. Però, ascoltami, però con la morte di tuo marito ti sei allontanato un po' da quel che è la fede, da quel che è il credere in te stesso. Credo sempre. Cosa però, credi? Cosa credi? In Dio, nella fede. E da quando manchi dalla casa di Dio? Allora, che non vado in chiesa, non vado molto spesso. Ecco, vedi? Però tutte le sere io prego sempre. D'accordo. Prima di andare a letto, sempre, è mia abitudine. Allora, la preghiera aiuta, attenzione, la preghiera aiuta, ma aiutano anche le buone azioni, non come i religiosi che scrivono qua sopra queste cose, sono fanatici, persone cattive che appartengono a Satana. Loro dicono di appartenere a Dio, ma loro appartengono a Satana. Perciò pregare aiuta, devi pregare, fai bene pregare la sera, ma sono anche le buone azioni, quali sono? Di andare a fare una spesa a qualcuno che ne ha bisogno, io poi sono una che lavora in ospedale. Ecco. Se ho buone azioni ne faccio bravo. Forse ho qualcosa, che ne so, di negativo. Allora, ascoltami bene, la negatività ce l'abbiamo tutti. Anch'io ho la negatività, vedi quanta negatività, quanta gente che scrivono commenti fasuli, no? Questo vuol dire essere invidiosi, vuol dire che hanno invidia su di me, quindi ecco la negatività. Io sono una persona che anche se la giornata è storta rido sempre. Brava. All'occhio della gente, sì. Brava. Quindi dico sempre, la negatività fa parte di noi esseri umani, ce l'abbiamo tutti. Perciò dico sempre, almeno una volta all'anno, ciao Emma Ceri, almeno una volta all'anno bisogna recarsi da qualcuno del settore che toglie le negatività, toglie il malocchio. Una volta, tanti anni fa, questo lo dico anche ai fanatici della Chiesa, i fanatici religiosi, tanti anni fa passava il prete per casa per benedire la casa con l'acqua santa. Mo prete non passa più, fanatici della religione, voi siete fanatici a partire da Satana. Quindi io sono andata all'Ordine, ho preso l'acqua santa. Ecco. E benedico la casa ogni tanto da sola. Capito? Allora, prima passavi il prete, benediceva la casa, chi ci dava le uova, chi ci dava una bottiglia d'olio, insomma, oggi anche i preti sono cambiati. Per casa tua non passa più nessuno, né a Pasqua, né a Capodanno, né a Natale. Ecco che bisogna adattarsi a altri sistemi. Quindi rivolgersi o a qualche buon esorcista o a qualche buon esoterico
che ti toglie le negatività una volta all'anno e stai in grazia di Dio. Vero, verissimo. Chiaro? Dovrò fare così. Effettivamente sì. Questo è il consiglio. Certo, ecco, mi può dare un consiglio da mettere qualcosa in casa, non lo so. Dico sempre, per far ciò bisogna... Io porto sempre un crocifisso. Sì, sempre, vabbè, allora il come crocifisso è utile per proteggerci. un rosario, Sì, porto sempre chi quello. crede in certe cose va bene, però qua parliamo tutto di altre cose. Nel mondo esoterico, per allontanare le negatività da dentro casa o per difendersi, prendi un bicchiere di acqua con metà di sale doppio all'interno e ricoperto d'acqua, lo metti sotto al letto, il lato dove dormi tu. Lascialo stare lì per mesi e mesi, dopodiché quando ti ricorderai vai a controllare questo bicchiere, vedi che l'acqua non c'è più, però si è andata, è fuoriuscito del sale e ha formato un'immagine che tu puoi mettere in cucina dove tu pratichi di più a vista. Ok? Grazie, gentilissimo, veramente bravo. Vi auguro un buon pomeriggio, a presto. Grazie a te, stammi bene, ciao. Grazie, ciao. Vedete, questa è una bella live dove si parla, do consigli e via. Ok? Quindi vedete, io non blocco nemmeno a chi parla male, perché accetto il male e il bene. Parlate di me, di bene o di male, purché ne parlate. A me il prete mi ha chiesto 20 euro per benedire casa, vi rendete conto? Vabbè, vero, non vengo più a casa perché... Ma amici, io perciò dico, ma di che vogliamo parlare? Di che vogliamo parlare? Cioè, dimmi qualcosa. Non sto qui per consulti, sto qui per dare consigli a ognuno di voi che ha dei problemi e vuole parlarne con me in diretta live, ok? Non sto qui per una perdita di tempo, per sapere, per vedere. Siete abituati male, ragazzi. Un saluto a tutta la Sicilia e tutto Catania. Grazie Nica. Ciao, allora, io sto passando del sale grosso prima di uscire dalla doccia e poi sciacquo, faccio... Ottimo. Tu pensi che io personalmente, ho una sauna, no? Ho una sauna personale che 2 volte a settimana, sia in inverno che in estate, faccio una sauna a 120 gradi di caldo, 120 gradi, e all'interno io ho del sale, ho un recipiente con del sale, perché aiuta molto a purificare il corpo ed fare in modo di scaricare ogni forma negativa. Ok? Allora, chi vuole parlarne con me, come funziona? Ok. Chi vuole parlare con me dei propri problemi mi chiama in diretta live al numero mio 345 630 8172 e quindi darò consigli al problema che avete. Mi raccontate il vostro problema, sto qui per parlare insieme a voi. Io sono un amico vostro, sono un amico che vi ascolta, vi consiglia e tutto quanto. I consulti li faccio in privato, riservatamente a pagamento in privato, ma in questa live sto insieme a voi a parlare dei vostri problemi. Allora, da quando segue a lei mi sento più meglio, vabbè, perché io porto positività, sono una persona tranquilla, una persona che non indossa nessuna maschera e nessun doppio fino. Le mie live sono chiarissime, non nascondo niente. Chi vuole un aiuto da me, ritorni d'amore, legamenti d'amore, consulti in privato, consulti da vicino, sono a pagamento. In questa live non dovete pagare niente. Mi chiamate e parlate con me. Allora, Adele, tu sapessi quante volte, quanta gente mi chiama, se mi vorrei ricordare di tutti quanti, Adele, io sono
soggetta ad assorbire le energie negative o le cattiverie di altri, anche se mi guardano. E vabbè, poi per te ti puoi autodifendere con un altro sistema che io, diciamo, dopo tantissime ricerche, ho riuscito a mettere in pratica, e poi usare schiuma di acqua di mare, lavare per terra in ogni tua stanza almeno una volta a settimana. Vedrai che le energie negative le vai a cancellare, le vai a buttare fuori, ok? Allora, ciao, un saluto a tutta la Calabria, ragazze. Un abbraccio a tutti, io amo la Calabria. C'ho un genere che è calabrese, figuratevi. Buon pomeriggio, Imma. I consulti privati si fanno richieste su WhatsApp al mio numero. Il mio numero di telefono lo trovate su Instagram, il maestro Cleo. Ripeto, Instagram, il maestro Cleo, oppure 345 630 81 72. Ripeto, 345 630 8172. Non chiamate per consulti, perché i consulti li effettuo solo in privato. Qua sto a dare consigli a tutti gratuiti, quindi chiamatemi, raccontatemi la vostra storia, io vi do qualche consiglio a ognuno di voi. Anche io scrivo dalla Calabria. Un abbraccio, Patti, a tutta la Calabria. Io amo la Calabria. Ho fatto Scalea perché mio genere è di Scalea. Poi fa tutte quelle zone lì, favolose. Ah, Ettore, ma quale energia, Marioli lo so, c'è il fegato che ti rude, non fa niente, non ti preoccupare, un po' di pazienza. Se proprio non mi sopporto, col dito fai così e vai a vedere gli altri, ok? Se no, sopportami, metti la mano sul fegato, premi forte, vedrai che non ti fa male tanto. Cosa il cavallo nero con lo cibo? Buon pomeriggio, maestro. Bella Scalea. Sì, Scalea è favolosa, è favolosa. Un po' di musichetta, va? Voi lo sapevate che, a proposito, lo sapete che l'invidia è un sentimento. No, non ho capito, aspetta un po', un attimo solo. Allora, quindi non ti ricordi nemmeno che lavoravi con il tuo amico Gabriel? Allora, Adele, ascoltami bene, io con tanto di rispetto con Gabriel, ma era Gabriel che lavorava con me, Attenzione, non ubriachiamo le cose. Carissima Adele. Allora, Adele. Quindi non ti ricordi nemmeno che lavoravi con il tuo amico? No, era Gabriel che lavorava con me, perché io sono stato sempre il numero uno e gli altri hanno lavorato per me. Cerchiamo di capirci. Adele, quindi tu, se ricordo bene, Adele, eri quella piccolina, la ragazzina, la piccola, che sono stato spesso, ero amico di mamma. Se ho capito bene, mamma è stata anche al battesimo di mio figlio. Parliamo di 33 anni fa, 30 anni fa. Dico bene, Adele? Pronto? Pronto? Sì? Volevo sapere una cosa, le leggi in live le carte? No, le carte le facciamo solo in privato. Qui stiamo per dare consigli in merito ai vostri problemi. Ah, quindi le carte le fai in privato? Sì, solo in privato. Ok? Sempre su questo numero? Sempre su questo numero qua. Bisogna fare richiesta tramite WhatsApp e avrai un appuntamento. Va bene, ok. Buona giornata. Prego. Esatto. Allora,
visto un suo video dove ha descritto la mia stanza. Sì, vabbè, ma io vi ho fatto vedere tanto, vi ho fatto capire, penso che l'avete capito in tanti, vi ho fatto un po' capire chi sono io, come lavoro io. Patrizia, ciao Patrizia, buon pomeriggio maestro, io non riesco più a gestire, la chiamo in privato. Va bene, e per parlare con me in privato, per consulti in privato, sono a pagamento. Fate richiesta su WhatsApp e vi mando il come ricaricare. Ok? Quindi questa live è tutto gratuito, tutto gratuito. Io sono sincero soprattutto e sono una persona, vedete, chiarissima. Accetto ogni commento, non blocco a nessuno, perché esprimere le proprie idee è per tutti. Giustamente non è una live solo per persone intelligenti, è una live anche per altri tipi di mente, quindi mi può dire se ci sarà un ritorno? No, non te lo posso dire perché non sto qui ad effettuare consulti, sto qui per dare consigli a persone che mi chiamano e mi raccontano della propria vita, di come avere un aiuto, e io vi do consigli in merito. Come pure ho detto prima, per tutti quelli che hanno negatività un po' pesantucce, potete usare schiuma di acqua di mare, lavare per terra una volta a settimana. Provateci per credere, provare per credere, e vedrete poi come vi sentite. Ok? Grazie Ettore, sfogati che fa bene, sfogati, fa bene al fegato. Sfogati, sfogati. Tu lavori gratis senza denaro, Ettore? Vai a lavorare gratis? Se lo fai tu, io non lo faccio, mi dispiace. Come vedi, ti sto facendo del bene anche a te, ti sto facendo sfogare in questa live e quindi è un aiuto che ti sto dando psicologicamente, carissimo Ettore. Buon pomeriggio, Grazia. Alessia. Allora, rientro dal lavoro, buona giornata a tutti voi, a presto maestro. Grazie Alessia. Patti, io adesso devo chiudere, grazie di buona giornata a lei e a tutti. Grazie Patti, buona giornata pure a te, un forte abbraccio. Salutiamo tutti gli amici che ci seguono da YouTube. Vi ricordo che io ricevo in provincia di Caserta a cultura di carissimo Etter, stai un po' inguaiato, frate, stai un po' inguaiato mentalmente, ti devi un po' acculturare, bello mio. Ma dove si prende la schiuma di mare? Abito in montagna. Scendi dalla montagna, vai a mare e raccogli la schiuma. Scusami, come fare per guadagnare con questo lavoro? No, non ho capito la domanda. Come fare per guadagnare con questo lavoro? Devi lavorare, lavora e guadagni. Chi non lavora non guadagna. Io lavoro e cerco di guadagnare. Allora 345 630 81 72 per coloro che vogliono parlare con me. Allora, ma quando bisogna donare per una domanda? No, non bisogna donare niente perché le mie live sono senza donazione, non esiste donare, non mi servono le donazioni, ringraziando il Dio c'ho ancora da mangiare. Adesso sai mia madre dov'è? Rispondi solo e quando domanda. Allora Adele, madonna, mi ricordo di te piccolina, una dolcezza, tu eri una mia fan, se ricordo bene, mamma si chiamava Patrizia. Tu eri una grandissima mia fan, mi ricordo che mi dicevi sempre che tu mi volevi tanto bene e ti piacevi il modo di come io vestivo, mamma mia, c'era tua nonna, tua mamma non c'è più, allora, oddio, ce l'ho nelle mie foto, pronto? Buongiorno madre,
Sì, buongiorno Mago. Buongiorno. Prego. Pronto? Pronto? Mi ha detto solo il buongiorno. Grazie, buongiorno. Ciao Tiziana. Come posso allontanare una persona tossica per quando cerco di ignorare, mi disabilizza e toglie? Vabbè, è un guai che ti sei creato tu. Pronto? Pronto, sono quella che abita in montagna e non sa dove prendere la schiuma. No, questa. Come faccio a portarla su fino a Trento la schiuma? Questa è fortissima sta risposta. Sì, niente, io sto vivendo, la vita mia è un inferno. Tanto dolore, non sono stata amata dalla mamma, sono stata sempre messa in parte. Scusa un attimo, scusami. Allora, scusa un attimo, devo rispondere un attimo. Adele, poi mi dirai un po', segnati il mio numero, mi chiami, dai, ne parliamo in privato io e te. Sì, devo dire un po'. Nell'album di Alfio, mio figlio, quando abbiamo fatto il battesimo più di 30 anni fa, io faccio le foto a quelle foto che ho e te le mando. Poi preferisco sentirti in privato telefonicamente, Adele. Veramente mi piace sentirti, parlare con te di tante belle cose. Ok? Allora, dimmi, dicevi? Allora, io mi chiamo Flavia e sono di Trento. Io devo dire che sono sempre stata colpita dal lato affettivo, figli, mamma. Purtroppo ho avuto un padre che ha deciso di farla finita prima per via di una brutta malattia e è andata così, insomma. Io adesso anche col compagno che avevo ero così felice, avevamo tutto, abbiamo fatto sacrifici, sta andando tutto a scatafascio per cose che lui nasconde, io non so. Adesso ultimamente lui si è fatto sentire, ma l'ho visto, però vedo che lui si nasconde come se non volesse essere visto, non lo so cosa c'è dietro le spalle, però volevo capire se sta facendo sul serio che vorrebbe tornare con me, perché eravamo d'accordo di vederci, di andare anche a mangiare una pizza, ma lui prima mi ha bloccata, poi invece ha sbloccato 2 giorni dopo. So solo che l'ultima volta è stato venerdì scorso che mi ha telefonato la mattina per svegliarmi, ho detto sì, pronto, lui buongiorno, tutto felice, poi ho detto allora dico i programmi per sabato, cioè quello di andare a mangiare la pizza, rimangono? Mi ha risposto di sì. Dopo 5 minuti l'ho richiamato per chiedergli una cosa, era occupato ma un bel po', l'ho richiamato, mi ha bloccato. Dopo il giorno dopo non era inesistente il numero, dopodiché ha rimesso il numero. Cioè io vorrei capire cosa sta succedendo, se lui mi sta girando intorno per via di interessi economici, vedi la casa, perché ridendo mi ha detto ti do 50.000 euro, io gli ho detto ma figurati, 420 allora, euro. Ascoltami bene. Vorrei capire se allora qua c'è poco da capire. La prima cosa che devi fare, lo devi mandare a fanculo. Grazie, molto gentile. Prego, lo dico bello pulito, vedi? Ma io sono innamorata ancora, purtroppo. No, non devi ragionare con la testa di sotto, ragioni con la testa di sopra. Vabbè. Allora, una persona... Mago Cleo, io non sto bene, io prendo 7 pastiglie al giorno per sopravvivere. E devi stare tranquilla, non devi stare nervoso, perché questa persona ti esaurisce solamente e ti fa morire prima. Ma io guarda, sta settimana intanto che andavo al lavoro e camminavo, sono caduta 3 volte, io non riesco a capire cosa mi succede. Allora, ascoltami bene, vuoi stare bene, sì o no? Certo, non ne posso. La prima cosa, devi mandare a quel paese sta persona, che è una persona instabile, che non sa nemmeno lui cosa vuole, è una persona che non sta bene con la testa mentalmente. Quindi mandala a quel paese, mandala a fanculo, non lo pensare più. Punto. Che mi ha portato via anche mia figlia, io sto morendo. Vedi, guarda. allora cosa vogliamo parlare? 2
anni e 8 mesi che non la vedo, cioè io sono distrutta. Da notare che lei lo odiava, buttalo fuori mamma, non ce la faccio, ti prego mamma, e poi tutto di colpo cosa gli ha detto, cosa gli ha fatto, l'ha spaventata, non lo so, non la vedo, non la sento, tutte le feste, niente di niente. Ho avuto il Covid, sono stata malissimo, neanche con il Covid sta ragazza è venuta da me almeno a portarmi la spesa dietro la porta, cioè non so cosa stia succedendo. Devi pensare a positivo e devi pensare solo a te stesso. Devo cercare a volermi bene. Brava, la prima, ricordati che nessuno dice lavati il viso che sembri più bella di me, non te lo dice mai nessuno. Più di te stesso non ti vorrà bene mai nessuno, quindi impara ad amarti, impara a stare in pace con te stesso ed allontani questa persona da te. Se sono rose un giorno fioriranno, ma mandala a quel paese, non farti abbattere. Ma lui, sai cosa? È tutto un interesse cioè il mio sbaglio è stato quello, me l'hanno detto i carabinieri, di aver parlato, sbaglio fra virgolette, di aver parlato con i carabinieri perché non dovevo farlo, ma ho fatto bene, mi hanno detto, però adesso io sto pagando anche gli interessi, capito come c'è qualcosa combinato e io è tutta una storia dietro, insomma. Ma almeno, Mago Cleo, posso chiederti una cosa? Senti che avrò qualcun altro, perché io così in piena solitudine non ce la faccio più. Allora, io avverto sulla tua persona tanta confusione, cioè tu sei piena di confusione mentale, non credi più a niente e non credi più a nessuno. È vero, vedo il marcio dappertutto. Ah, vedi, perché io sono un veggente, non sono uno qualsiasi, ti sto a dire quello che io avverto attraverso te. Quindi se tu non rientri in te stesso, tu sei fuori dal tuo corpo, devi rientrare in te stesso per poter far sì di raggiungere la pace e la serenità. Sì, non è facile, perché se avessi mia figlia vicino sarebbe tutto diverso. Lei era ma chi te lo dice che un giorno tua figlia non tornerà da te? Ma cerchi di stabilire un rapporto con te stesso, cerchi di non pensare a negativo e impara a pensare positivo. Pian piano le cose miglioreranno, ma devi darti da fare. Sono come crollata, ma... E allora ti vuoi riprendere? La vita è ancora lunga? Ci sto tentando, ma non riesco perché ho anche problemi sul lavoro. Sai quando cominciano? Ho le colleghe che mi fanno mobbing, non ho parole, guarda. Pensi a positivo. Mo che portano il mare sopra la montagna, prendi la schiuma. Prendo la schiuma, sì, vabbè. Comunque, Mago Cleo, se prendo, perché avrei voglia di allontanarmi in agosto, ferie, e vorrei proprio allontanarmi, vorrei magari... Fai bene, stacchi un po' la spina, fatti un po' di giorni bella serena, santa pace. Magari passo da Caserta, magari, chi lo sa. Come no? È un piacere, a me è un piacerone, basta che mi chiami, ti vengo a prendere fino alla stazione. No, ma vengo con la macchina se in caso così. E allora non ti preoccupare, ti dico io dove raggiungermi e sarai ospite mia, non ci sono problemi. Ti ringrazio di cuore. Va bene. Grazie. Ciao bella, un bacio. Un bacione anche a lei. Grazie. Ciao. Allora, Adele, hai capito? Allora, dopo la live, chiamami in privato e ne parliamo. Io ce l'ho le foto di mamma mia, ogni tanto le ho viste e così via. Quindi ho qualche foto nel battesimo di mio figlio Alfio, che oggi ha 34 anni, stiamo parlando di 33 anni fa. Sì. La mia carissima amica Patrizia. La nonna possa stare in paradiso. E di te come mi ricordo, mamma mia. Pronto? Buon pomeriggio. Salerno. Un abbraccio a tutta la città di Salerno.
Allora, bello, io non sto a fare i consulti oggi qua, i consulti vengono fatti solo in privato a pagamento, da oggi in poi. Sto qui per parlare dei vostri problemi. Tu hai un problema da parlare con me, parlami, mi racconti i tuoi problemi, io ti do consigli di come comportarti, come poter fare, tutte queste cose qua. Tu che è successo? Stai con i domiciliari? Da quando tempo? Ma la condanna è definitiva? Siendo a me, Loro, io avverto che per fine anno tu uscirai, non ti preoccupare, per fine anno, capito? Per fine anno ce la farai, mettiti l'anima in pace e cerchi di stare un pochettino tranquillo e cerchi di mettere un po' a capo a far bene. La vita è breve, amico mio. Ah, lo sai perché dico queste cose? Se uno si distrugge la vita così, no? O altri modi, un'altra vita noi non ce l'abbiamo. Finisce, prima o poi la tua vita finisce e l'hai sprecata. Hai capito? E l'hai sprecato così inutilmente. Non ti puoi fare, non ti puoi fare una imbriacata buona con gli amici, non ti puoi fare, non puoi capisci? Ah, la vita è bella. Si sbloccherà, vai tranquillo, si sbloccherà. Abbi fede. Ok? Grazie, ti abbraccio. Allora, grazie, dice, volevo chiederti che cosa devo mettere in tasca al lavoro per la negatività. Fa un bel sacchettino, un piccolo sacchettino cucito a mano, mettete là che codò, fatto un bel sacchettino piccolino e ci metti dentro sempre a 3 granelli di sale doppio, 3 granelli di riso, 3 di lenticchio. Ok? E se trovi un po' di calamita, se riesci a polverizzarlo, polvere di calamita, metti dentro a questo sacchettino granelli di calamita, la schiacci col martello, fai il sacchettino, lo cuci sopra e lo porti sempre con te e ti ricorderai di me. Allora, l'ultima bolletta della corrente, non ne ho capito niente. Giampiero, che cosa hai detto? Non ti capisco, non so che domanda hai fatto, va bene? Allora, il mio numero è 345 630 81 72, ripeto, 345 630 81 72, per chi vuole parlare con me dei propri problemi, vuole raccontarmi la propria storia per avere un consiglio, per consulti solo in privato a pagamento. Buon pomeriggio a te, volevo sapere che fare a fare sciogliere una collega che mi piace ma si lascia andare, grazie. Chiamami in privato e avrai spiegazioni in che modo è possibile, se si può. Allora, mi scusi, sono entrato adesso, è la prima volta che la vedo, come posso eliminare la negatività? Se si parla di negatività addosso personale, se è una negatività in casa, la negatività in casa va tolto o con schiuma di acqua di mare a lavare a terra, oppure dell'acqua, un bicchiere d'acqua con del sale dentro e lo metti sotto al tuo letto dove dormi. Se invece la negatività su di te, addosso a te, allora a quel punto bisogna fare un programma di purificazione, purificare il corpo, lo spirito e l'anima. Per fare ciò ti devi rivolgere a un operatore esoterico. Pronto?
Buongiorno Antonietta. Grazie. No, non si dice. Ma io non, vedete, questo è da apprezzare, io non blocco nemmeno le persone che scrivono male, perché ah sì, sì. Allora io Andretta, quel video mi è stato mandato da un mio fan che mi chiamò, disse: maestro, voi lo sapete che è successo questo qui? Io dissi: no, io non seguo agli altri. Sì. Lo stesso signore di cui stiamo parlando, avete permesso di dire che mi stava facendo morire, voi ancora, io ancora non vi seguivo, non avevo... Non sapevi della mia esistenza, va bene? No, anche se siamo coetanei, perché io ho 56 anni, per essere un pochettino più grandi, però non la seguivo. Maestro, questo merito cretino, ok? Permise signora, lei c'ha una fattura. Ma a me scusami un attimo, da quando mi segui su TikTok, hai mai sentito dirmi vicino a qualcuno hai una fattura? Assolutamente no. Allora, ma ti dico che io in quel momento stavo morendo, ok? Fortunatamente io sono infermiera e lavoro con dei figli che hanno disabilità particolari. Sì, okay? Sì, lo so perché ci sono negli ospedali preti per carità. Ok. Adesso mi ha passato la notte, sapete come, maestro Ebreo, che non facevo vedere. È uno schifo, io dico sempre. Morale della favola, io non tenevo nulla. Ma chi te l'ha detto che dovevi avere qualcosa? Ma è questo, molto tranquillamente, in un consulto in diretta, io feci una domanda specifica e lui mi disse no, se ti vuoi sapere qualcosa di più, devi parlare in privato, perché io su di te non ho fatto. Che schifo di me, che schifo di me. Poi si permette di parlare male di me nelle sue live. Ma non ho mai mangiato con questa persona, io non ci ho mai mangiato insieme, non lo conosco e non ho avuto mai il piacere di avere la mia mano. Ma assolutamente. No, ma allora ascoltami bene, io alle persone che appartengono a Satana li metto subito da parte perché non ci voglio proprio avere che fare. Allora voi tutti, vi dico voi tutti perché ci sei capitato anche te, mi dispiace, credimi, voi tutti, scusami un attimo, voi tutti che avete a che fare con questo personaggio su TikTok non vi rendete conto che è una persona che appartiene a Satana e lo si vede in faccia quando parla, quando si arrabbia, cioè è una persona che appartiene a Satana. Una giornata manottata come che schifo, che schifo. Poi sarei io il ladro, la persona sbagliata. Bravo.
Allora, ma dimmi una cosa, io voglio spiegare una cosa al pubblico che mi state a seguire, no? Ma secondo voi, no? Secondo te, io sto qui, come vedi, faccio una live in vostra compagnia, vi sto spiegando chi sono e via via via. Ma secondo voi, io sono così trasparente, no? Chi vuole un consulto da me in privato riservatamente, io prendo 30 euro, tu mi paghi un servizio, giusto? Mi paghi un servizio e io ti do la mia prestazione. E voglio sfidare, attenzione, voglio sfidare a chiunque mi ha chiamato in privato a me se qualche volta ho detto dire una fattura, sia in diretta che in privato. Non è mio vocabolo. Io quando dico negatività è perché ci sono negatività, ce l'abbiamo tutti, ma la fattura, ma stiamo scherzando ragazzi? Sì, sì, sì. È una persona squisita. È molto spirituale. Sì. Sì. Hai visto? No, ma non. No, ma non ci. Ma tu sai perché No, gioia mia, ma tu sai perché ho pubblicato quel video io sul mio profilo? No, ma allora, io l'ho pubblicato per far capire al popolo che vi segue quanta cattiveria c'è in giro e di fare attenzione a quel personaggio. Però che mi sono pigliato gol è normale perché dico io faccio del bene, ma qual è il motivo che questa persona ci ha tenuto con me? Ci tolgo la clientela. Ah sì, hai ragione, hai ragione, hai ragione, hai ragione, hai ragione, hai ragione, lo so, lo so, lo so, lo so, lo so, lo so. Ai ai ai, ai ai ai. Dimmi. Sì, quando vuoi. Bisogna capire e vedere che cosa è successo energeticamente su di te, perché a volte ci sono dei misteriosi blocchi energetici che portano al non mettersi con nessuno, ma non perché ti hanno fatto la fattura. Sono cose naturali, sono cose che hanno a che fare con la natura, col mondo in cui viviamo. Capito? Quindi bisogna capire, una volta che abbiamo capito a Rueda, che è successo, allora io ti dico come è possibile venire in aiuto, ma non pagando milioni e centinaia di mila euro, no? Qua parliamo di pane e puparoni. Va bene? Quello che hai parlato, voi stai parlando con me, un numero non ce l'hai. Sì, sempre questo il numero.
abbraccio. Ciao bella. Un bacio per tutti. Grazie. Grazie di cuore, grazie. Ciao. Allora, Annarella, i consulti li effettuo in privato a pagamento. Per chi vuole perdere tempo, mi dispiace, io non lo perdo più il tempo qui su TikTok. Ho fatto capire chi sono io. Tanta gente mi segue, ha capito chi sono io. Chi vuole un mio consulto lo fa in privato, pagando il consulto. In questa mia live voi potete parlare con me dei vostri problemi gratis, senza nemmeno fare una donazione. Ok? Parlate con me dei vostri problemi e vi do un consiglio in merito come è possibile venirvi in aiuto, come è possibile uscirne. Vi farò un po' di... Scusa se non metto polvere di calamita, va bene lo stesso sullo stacchetto per le negative. No, ci vuole. Allora, vai guarda qua, ti faccio vedere una cosa, aspetta, se lo trovo ti faccio vedere. Eccola qua, guarda qua. Vai dal ferramento. Ah, Madonna. Vai dal ferramento, guarda qua, questa è una calamita, la vedi? Questa è una calamita, eccola qua. Vai dal ferramento e devi dire: sentite, mi date una calamita piccolina, quella lì da mettere vicino a un mobile in legno, vicino a una porta, calamita così piccola. Poi prendi sta calamita, la metti a terra, prendi un bel martello, paff, e la fai 1000 pezzi. I pezzi più piccoli li metti nel sacchetto. Ti ho dato una spiegazione. Ok? Annarella dici lo fa con tutti, non lo pensare mai. No, figurati se pensa a lui, Annarella, ma io ho capito chi sono, no? Il Sandone di Avella, il mio nome è grosso quanto il mondo. Figurati se mi metto a pensare, ma pure i figli di Satana, io ne penso proprio, no, io vado solo dietro ai figli di Dio, ai figli di Satana non esiste. Allora, hai capito come devi fare con la calamita? È semplicissimo, non ci vuole niente, subito martello, i pezzi più piccoli li fai il sacchettino, metti un po' di calamita, 3 chicche di riso, 3 chicche di sale doppio e 3 di lenticchie. Lo cuci per bene e lo porti sempre con te in tasca oppure dentro a reggiseno, che ne so, dentro a borsa. Vedrai che un giorno mi ringrazierai. Allora, maestro, ma i legamenti migliori sono quelli salamonici? Sì, anche io utilizzo. Infatti, se tu andate a vedere sui miei forum, si parla molto di questi rituali salamonici. Quindi, vedete, per sfizio, ragazzi, io voglio che voi mi... Allora, Ettore, mettilo dove vuoi, c'è il tuo buco è abbastanza largo, lo puoi mettere pure a quel posto lì, vedi che è una santità, ti cura pure le emorroidi così, va bene? Ottimo, segui il consiglio di zio Cleo. Allora, dovete capire che se andate sul mio profilo TikTok, vedete qua, andate sul mio profilo, trovate il link, sì, il sale grosso, il link del mio forum. Lì trovate tutte le recensioni, la mia biografia, i miei video con Rai 1, Rai 2, Rai 3, Barbara D'Urso e via. Andate a vedere, così riuscite a capire un po' meglio. Per attirare e vincere cosa fare? Non giocare, guadagni un sacco di soldi, li metti dentro a un carosello e a fine anno ci guadagni tu e non lo Stato. Capito? Perché il gioco è solo una grandissima truffa, un grandissimo imbroglio. Prendi una bella... lo metti dentro, a fine anno trovai i soldi.
Sfogati un altro poco, dai Ettore, ti do ascolto. Sfogati che sfogarsi fa bene. Sfogati che sfogarsi fa bene. Vedi carissimo Ettore, lo dico in buona fede, credimi. Il tuo comportamento nella vita ti porterà sempre a problemi, perché il tuo è un sentimento. Quello che tu stai a scrivere contro di me è un sentimento e questo sentimento non va bene, ti porta al male, non a bene. Quindi tu non raccoglierai positività, ma solo negatività, perché te le stai attirando tu da solo su di te, perché c'è un sentimento che è nato insieme a te che si chiama gelosia, cattiveria. Lo so, il vizio purtroppo. Grazie Dina. Pronto? Maestro Cleo, sono quella di Trento. Mi scusi una cosa, Prego. se è possibile, che ho dimenticato di dire. Lei è veggente, giusto? Sì. Ecco, allora mi può dire cosa è successo a mia figlia che era appiccicata a me e odiava il padre? E adesso è sparita da 2 anni e 8 mesi. Sì, nella sua testa ha nostalgia, voler tornare, ma è intrappolata in qualcosa. Allora, io mi sembra... Venezia è della bilancia e ha 21 anni. Allora, Ettore, non ti sto a dire che stai male, ti ho detto che sei nato con un sentimento che si chiama cattiveria e questo sentimento ti porta al male e non il bene nella vita, perché tu già hai avuto tanto male nella vita, capito? Già hai avuto problemi, ma che ti devo dire? So vita e miracolo di te, perciò ti sto facendo sfogare. Signora, ma io e lei già abbiamo parlato di questa cosa. Sì, ma la figlia è la cosa più... Signora bella, se non... Allora, mi deve perdonare. Se il suo caso, il suo problema di sua figlia che si è allontanata da voi, allora non ha nessun tipo di maleficio, fatture, queste cose qua e via via. Di manipolazione. E questo sì, manipolazione, tantissime di manipolazione, capito? Ve l'hanno messo contro proprio con il manipolare questa persona. Ma lei vede, questo che le chiedo, visto che è un bravo veggente, se vede che comincia ad aprire gli occhi, se ne rende conto chi è suo padre? Signora, un giorno si renderà conto, ma deve aspettare, perché questa persona è cattiva e chi è cattivo sa come gestire la sua cattiveria. Sono stato chiaro? Con questo io vi saluto e vi auguro una buona serata. Scusi il disturbo. Prego, arrivederci. Grazie, arrivederci. Allora, ripeto, le mie live da quest'oggi sono così. Voi mi chiamate, mi raccontate i vostri problemi, mi parlate di voi, io se posso darvi qualche consiglio, vi do ascolto e vi do dei consigli. Per consulti, per fare una mia consulenza, un consulto di cartomanzia, solo ed esclusivamente in privato. Ok? In privato i miei consulti costano 30 euro. Lo dico bello, io non c'ho niente da nascondere con nessuno, perché mi metto lì una mezz'ora per ognuno di voi a parlare con voi a telefono, mezz'ora, darvi ascolto, controllare che è successo e darvi buoni consigli. Chi lo può fare, chi non lo può fare, non ci sono problemi. Potete consultarvi con altre persone, non è un pecco. Io sto qui per dare ascolto a tutti, per dare consigli in base a quello che mi raccontate.
in questa live. Poi, invece, per quanto riguarda i consulti, non li effettuo più in questa live, perché tanti di voi, la massa di tanti di voi, un cartomante vale l'altro, quindi come vedete uno con le carte in mano, subito chiamate per farvi indovinare. Allora io me ne esco dalla mischia e non mi sta bene così, non mi sta bene di spassare le persone. Quindi se avete fiducia in me, se avete pensate che io sia una persona ideale, volete raccontarmi i fatti vostri, chiamatemi adesso 345 630 81 72, mi chiamate, parlate con me, ci facciamo una bella parlata dei vostri problemi, vi do ascolto e vi do qualche buon consiglio. Va bene? Se invece volete un consulto, voglio sapere se torna il mio fidanzato, voglio sapere bla 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 bla, mi chiamate in privato, mi pagate il servizio e io presto a voi la mia attenzione. Allora, Paolo dice: salve maestro, da quando la seguo mi sento più sereno, si sente che pregate anche per me. Io non dico, ripeto, chi sono, lo dovete capire voi. Quindi per quanto riguarda l'alta spiritualità, lo dovete capire voi. Allora, Ettore dice: senti Marco, mi sai dire quando arriva e se c'è questa eredità ti arriva, se non c'è non ti arriva. Però la speranza è l'ultima a morire. Tu hai seminato bene, se hai seminato bene questa eredità ti arriverà. Se hai seminato male, questa eredità, se esiste effettivamente, non arriverà mai. Seminare bene per raccogliere. La vita non è quella che tu pensi, Ettore, credimi, come te lo dico come un fratello. La vita è fatta di positività, la vita è fatta di tanto amore, di affetto, di serenità. Ok? Antonio dice falso, un'altra persona che si vuole sfogare. Sfogati, Andò, sfogati, sfogare fa bene. Non mi fate niente, non mi arrabbio. È bello leggervi, sia in bene che in male. Parlate di me, sia bene che male. Antonio, io e te abbiamo mai mangiato insieme? Antonio Daniello, 05. Abbiamo mai mangiato insieme io e te? E qual è il motivo di dire falso? Qual è questa cattiveria dentro di te che ti rude a scrivere questo? Se ti fa bene, ti fa stare meglio, mi fa bene anche a me, mi fa piacere, vuol dire che ho aiutato un'altra persona a stare bene. Va bene? Maestro, ho fatto il saccheggio, ma subito hai fatto, con quanti nodi deve chiudere? Sempre con 3 se è possibile, se no va bene pure uno. Già hai fatto il sacchettino, Patrizia, mamma mia, sei velocissima. Addio. Allora, io come posso mi affaccio per fare 4 chiacchiere con voi tutti. Poi tutto quel che ha a che fare con il mio operato lo si parla in privato. Andrà bene, vai tranquilla, sia positiva. Allora, un tempo minimo da inizio rituale salamonica che deve passare per far pace con il partner.
Allora, dipende, se è stato fatto veramente, ci vogliono 35-40 giorni. Se non torni in 40 giorni, bisogna capire che cosa è successo. Allora andiamo a salutare Letizia Milazzo. Buon pomeriggio carissimo maestro, mi sta seguendo da YouTube. Ciao, ciao carissima Letizia. Non è uno sfogo, ma non ho mai mangiato con te, ma meno male, ma figurati, sei niente. E qual è il motivo di scrivere quello che stai scrivendo? Ragazzi, capite voi a questo personaggio? Lo capite voi? Ma quello perciò i psicologi stanno senza lavoro, ragazzi. I psicologi stanno senza lavoro perché i pazzi sono sciolti. No, non blocca nessuno. Oh, mi blocco io o non ho capito? No, io non blocco nessuno. Ma il sacchetto per la negatività mi aiuta anche al gioco. Nada vuol il gioco fa parte del mondo del male, non del mondo del bene. Monica, buonasera. Buonasera Roberta. Rispondendo all'amico Antonio che dice che non ha mai mangiato con me nello stesso piatto e qual è il motivo di scrivere queste cose in una diretta live e disturbare chi sta facendo una live, due sono le cose: o sei gelosissimo, geloso di me, o non stai bene con la testa. Diversamente non può essere, ragazzi. Datemi voi un parere. Secondo voi, sta persona che patologie può avere? Si blocca la live, è strano però. No, guarda che fa parte della tua connessione. Salernitana dice: bloccate le maestre, non meritano gli insulti. No, ma io li faccio fare, hanno bisogno di aiuto, devono sfogare. Anche chi scrive insulti bisogna che deve sfogare. Sì, ma io me ne frego, figurati. Ma il mio, amici miei, il mio lavoro è di aiutare il prossimo. Quindi anche una persona del genere che scrive insulti e così via va aiutata. E quindi con la mia live, con il mio parlare, do un aiuto a queste persone. Vedi questo? Che dice: dammelo tu il lavoro, io ho perso mia mamma con i suoi talismatici. E che c'entro questo? Scusami Antonio, vedi? Fai un'erba e un fascio. Tu perché hai perso tua mamma, mo te la vuoi prendere con me? Ragazzi, ma lo capite sta persona? Io non lo capisco. Hai bisogno di aiuto, Andò, credimi, tu hai bisogno veramente di un aiuto grossissimo. Ah, ecco, si vede che Antonio non vede una donna da tempo, non ci avevo pensato. Andò, trovati una donna e fatti una bella sfogata, ti passa tutto. Allora, consulti solo in privato a pagamento, mi dispiace. Qui potete parlare con me, chiamatemi in diretta, raccontatemi la vostra storia, vi do validi consigli. Non è un insulto, scusa Andò, ma allora che cos'è? Se tu ragioni in questo modo stai inguaiato, stai inguaiato se il tuo modo di ragionare è quello. Abbi bontà, se il tuo modo di ragionare è quello che tu scrivi, vuol dire che tu stai inguaiato e hai bisogno veramente di tanto aiuto, non di un amico. Io sono amico di tutti, però non penso che merito un tuo modo di critica, se la vogliamo chiamare critica. Mi dispiace per tua mamma,
mi dispiace perché ho perso anche io la mia mamma, il mio papà, so cosa vuol dire, ma con ciò non è che me la prendo con tutti. Ragazzi, non ci siamo spiegati allora. Consulti non li effettuo qui in questa live. In questa live potete solamente chiamare, raccontarmi di voi e vi do un consiglio se è possibile, se è di mio livello. Per consulti solo in privato, chi ha fiducia in me. Il tempo di spassare le persone è finito. Ok? Allora 345 630 81 72 è il mio numero di telefono. Se non lo trovate su Instagram al profilo Il Maestro Cleo. Che dice Ettore? Io ti ammiro per la tua intelligenza che usata differentemente. Io uso tutto nella normalità, Ettore. Sono una persona intelligente come tutti e sono una persona che pensa alla morte una volta al giorno, quello che non fai tu e quello che non fa pure Antonio. Se imparate a pensare alla morte una volta al giorno, capite l'importanza della vita e capite che oggi ci state e domani non ci può essere. E quindi è bene ciò che è bene. Quindi bisogna fare del bene, bisogna non maltrattare le persone, bisogna aiutare il prossimo, chi in un modo e chi in un altro, e vedrai che la vita ti sorriderà. Perché? La vita è una ruota, c'è un inizio e una fine. Quindi muore la persona cattiva e muore la persona brava. Quindi perciò essere cattivi a che cosa serve? Non serve a niente, perché comunque morirai come muore pure io, come muore un'altra persona. E che scrivi cazzate, e che tu esponi la tua rabbia, i tuoi sentimenti negativi nei miei confronti o degli altri, non cambia niente. Non cambia niente. Non cambia niente. Grazie Antonio, grazie. Intelligente. Lo sono perché so quel che dico con la bocca, so quel che devo dire e penso di essere una persona onesta su questo mondo. Quindi, ripeto, che ti sono antipatico, anche dico a te Antonio, come pure all'amico Ettore, che io vi sono antipatico, non cambia niente a me non mi... Va bene anche così, cosa vuoi? Va bene anche così. Per risponderti così sono una persona intelligente, secondo te? No. Sono semplicemente una persona umana, una persona che ti sta dando spazio e ti sta rispondendo a quello che scrive, se non ti prendevo nemmeno in considerazione, anzi ti andavo pure a bloccare, ma non l'ho fatto, ti sto rispondendo, vuol dire che sono una persona altamente intelligente, o no? Penso che sia così. Bene, 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 bene. Allora, miei cari amici, mie cari amiche, che ore si sono fatte? Manca ancora un pochino, dai. Buonasera Maria, buonasera a te Gioia. Allora, per chi vuole parlare con me lo può fare, chiamatemi in questa live, parliamo dei vostri problemi, raccontatemi di voi, facciamoci una parlata. Abbiamo bisogno di parlare. Per i consulti chi vuole può chiamarmi in privato, anzi tramite WhatsApp mandate una richiesta e vi sarà accolta. Talismani io non ne faccio, carissimo Antonio. Io talismani non ne faccio proprio, stai sbagliando proprio persone. Tanto è vero, sto a dire come prepararsi il portafortuna col sacchetto, lo sto a dire in live. Chiaro? Assolutamente, Antonio.
Andò, stammi a sentire, se ti hanno mandato su questa live per dare fastidio, mi dispiace. Prossima scritta che tu metti ti vado a bloccare, perché io sono contro alle cattiverie. Per carità, Ettore, mica sto a dire che mi devi credere per forza. Tu hai esposto la tua opinione nel modo sbagliato. Non mi credi, non credi in queste cose e io ti rispetto, per carità. Tutto qua. Come pure quest'Antonio, vedi Ettore, tu ti voglio rispondere a te, Ettore, come pure quest'Antonio, che non conosco, non abbiamo mai mangiato nello stesso piatto. Hai capito? Scrive delle menzogne, delle cose che io non ho mai fatto amuleti, mai talismani, mai. Ok? Vabbè, andò, ho capito, adesso sai che faccio, perché no, è perché, carissimo Antonio, se t'hanno mandato, mi dispiace. Ecco qua, andiamo a bloccare Antonio, ecco, cose che io non faccio mai e lo devo fare per forza, perché se t'hanno mandato per rompere l'anima, vai a dire al tuo capo che... Allora, caro Sono, siete il numero, grazie, ma la lettura solo al telefono, sì. Buonasera. Solo telefonicamente, in privato, i miei consulti li effettuo solo in privato e a pagamento. Non prendo come tanti altri che chiamate e pagate. A me prendo il mio. Allora, c'è gente strana su TikTok, dice l'amico mio, vabbè, è normale, vabbè. Che ti puoi aspettare? Non effettuo consulti in live, lo spazio è finito. Francesco, ciao, come stai? Bene, grazie Francesco. Allora, amici miei, io a questo punto è arrivato l'orario, vi devo salutare, vi ringrazio per la vostra gentilezza. Domani e domenica non ci sto, quindi faccio festa. Isaura, buonasera maestro, buonasera anche a te. Vediamo chi è. Pronto? Volevo sapere, Antonella, mi scusi, volevo sapere come andrà il mio concorso. Gioia, non effettuo consulti in live, lo sto a dire, solo in privato. I consulti gratis l'ho tolto di mezzo. Grazie a voi tutti che mi avete fatto capire chi sono, l'ho tolto di mezzo. Maestro, mi scusi, io ho chiamato solo a lei, non mi sono mai rivolto a nessun altro. No, ma io mica ce l'ho con te, io non ce l'ho con nessuno, ho fatto le mie scelte, stop. Ma se mi dà qualche consiglio. Consiglio su che cosa? Dimmi, raccontami di te. Concorso. Sul concorso. Ma tu che concorso devi fare? Fammi capire come funziona, fammi capire che è successo. Ho fatto il concorso per la scuola, I risultati. Il concorso già l'hai fatto questo concorso? Sì. Quanto l'hai fatto? Quanto l'hai fatto? È un mesetto fa. E stai aspettando la risposta? Sì. Dopo quanto tempo arriva la risposta di solito? Scusami, Dopo che finiscono le prove. Ho capito. Allora c'è qualcosa che non va, però è stranissimo. Perché? E dovrebbe già avuto, cioè già tu avresti avuto la risposta. No, perché ogni università ha sé. Devono correre con tutte le prove e poi lo
lo dicono. Gioia mia, non, ti ripeto, non so che dirti perché non sono uno che ne capisce di concorsi e roba varia, perciò non posso risponderti con sicurezza. L'ultima volta ha fatto il consulto e tu mi andava bene. E allora, se ti ho fatto un consulto, vale la risposta del consulto. Tu non mi puoi chiamare tutte le settimane e mi fai la stessa domanda. Non ho chiamato tutte le settimane. Tu già mi hai fatto, ma se mi hai fatto già una domanda e io ti ho dato la risposta, ma mi chiami di nuovo e mi fai la stessa domanda. Sì. Vale quella lì. Allora, se ti ho detto sì, sì, basta. Sì, ma sì, che uscivo a vedere quando è uscita la carta vincente. E allora vincerai, tranquilla. Speriamo, io se vinco il concorso la richiamo. Ma figurati, un abbraccio. Un abbraccio a lei, arrivederci. Ciao. Io la richiamo, Va bene. Arrivederci, grazie. Ciao. Grazie mille. Ciao. Antonio, non ti sto a dire che tu sei il male. Ci sono tanti modi di parlare. Se tu non credi nel mio operato, mi sai dire in questa live che ci fai? Se tu non credi nel mio operato, in questa live che ci fai? E quali sono queste autorizzazioni a scrivere? Chi ti autorizza a scrivere quello che tu scrivi in una live per dare fastidio? Non credi in me, non credi nel mio operato, non scrivere, lascia perdere, esci e vai a vedere qualche film, qualcosa, che ne so. Oh no, è così semplice, o sono io che non riesco a capire. Grazie Angelo Ferrari, un abbraccio forte. Vedete, Angelo Ferrara, tanto per dire all'amico del gioco lì che mi chiedeva per il gioco, quando prima dell'era del computer, prima dell'era di internet, i numeri all'otto li scrivevano a penna, facevano vedere in TV quando tiravano i numeri all'otto. L'amico Angelo Ferrara, che sta in questa live, con dei numeri che io gli ho dato, l'ho fatto vincere dei soldini all'epoca, ma oggi non gliel'ho dato più i numeri perché oggi è tutto controllato dal sistema internet. Quindi quando è che vincete? Quanto? Mai. Ma in diretta non leggete più. No, Veronica, il giochetto è finito. Si è rotto il giochetto. Non faccio più consulti in live. Mi dispiace. Vi ho dato troppo spazio e il giochetto è finito. Chi ha fiducia in me mi chiama in privato, paga il consulto e io mi dedico a voi. Avete capito? Il giochetto è finito. È finito il teatrino. È finito il teatrino. Allora ragazzi, ci sentiamo lunedì, vi saluto, vi auguro una buona domenica per domani, tanta felicità a chi mi vuole bene e chi non mi vuole bene, non ci sono problemi. L'importante, ripeto, pensare la morte una volta al giorno, chi mi vuole bene e chi non mi vuole bene. Ok? E vedete che state in pace con voi stessi e con gli altri, perché la vita è un trapasso. Un bacio a tutti, ciao, vi abbraccio, buona serata. Andiamo invece a salutare gli amici di YouTube. Allora, ragazzi di YouTube, vi voglio un sacco di bene anche a voi. Scusate le mie chiacchiere, mi sono divertito a parlare. Com'è bello parlare con le persone. Mi sono divertito. Mo, chi vuole parlare con me in privato, paga il consulto e parla con me. È così semplice. Invece no. Avevano capito un fatto per un altro. Ma è finito il teatrino, si è rotto il giocattolino.
Ciao a tutti.